Estratto dalla Nürnberg Gazette, 17 aprile, prima pagina dell'edizione serale. Aracnomorfo minaccia la città. L'intervento di Alfantropos scongiura un massacro. Poteva tramutarsi in una delle più devastanti tragedie mai capitate alla nostra Nürnberg dai tempi della legione terroristica Black Sun. Ma ancora una volta il mantello scarlatto di Alfantropos, difensore della comunità, ci ha fatto scudo dall'ennesima sciagura. Erano le 10:15 di un industrioso mattino, quando da un binario della metropolitana di Evergreen Park è emerso un essere degno di un girone dell'inferno dantesco. Già in passato la squadra di deparassitazione aveva dovuto arginare il fenomeno degli aracnomorfi, una triste e apparentemente inesauribile piaga per la nostra metropoli, ma mai a memoria di annale ne era affiorato in superficie uno di quelle proporzioni gargantuesche. La mostruosità, della quale approfondiremo l'anatomia nella rubrica scientifica di pagina 7, si è subito gettata sulla banchina, a quell'ora gremita di pendolari, dando libero sfogo alla sua furia distruttrice. È stato subito chiaro alle forze dell'ordine che i loro sforzi non sarebbero serviti a molto. L'esemplare, lungo oltre 10 metri, aveva raggiunto lo stadio adulto e il suo esoscheletro chitinoso vanificava ogni attacco. Il capitano della Guardia Cittadina, Xander Fitzgerald, ha immediatamente contattato l'ufficio catastrofi ultraumane, il quale ha provveduto ad appellarsi alla Torre Alfa, famoso quartiere generale del nostro paladino, le cui virtuosità architettoniche sono da oltre 15 anni un simbolo di speranza e sicurezza per tutti i cittadini. Come al solito, la folla in preda al panico scrutava il cielo con gli occhi turgidi di tensione e di attesa, aspettando il momento solenne in cui lo strato nuvoloso sarebbe stato forato dalla velocissima e affusolata sagoma di Alfantropos, spettacolo che non si è fatto attendere. Con la maestosità di un rapace e la prodezza di un Top Gun, l'uomo che raffigura ogni aspettativa di Nürnberg si è palesato e dalla popolazione è risalito un urlo di giubilo. Intanto la bestia si era scavata un varco aprendo una voragine che ha fatto crollare mezzo quartiere fra Evergreen Park Avenue e Regiment Street. Una scena, a detta dei testimoni oculari, che perseguiterà per sempre i loro sogni. Un immondo mostro dal corpo corazzato di lucido bronzo, le zampe segmentate, la testa coronata di aculei nella quale, come gioielli satanici, ardevano grappoli di occhi verdi fluorescenti, pieni di primordiale malvagità. Quella visione, che in se stessa riuniva un affresco medievale degli inferi e una scena di preistorica brutalità, avrebbe fuso il sistema nervoso di chiunque. Ma Alfantropos non ha esitato un solo istante a gettarsi nel punto da dove tutti gli altri comuni mortali stavano fuggendo. Scendeva dai cieli come un dio greco, incandescente nel suo bozzolo di potere, con l'armatura che spargeva riflessi rossi e il mantello aperto sulle spalle, al pari delle ali di un angelo vendicatore. La guardia cittadina respinse la folla che si assiepava per assistere allo scontro, salvandola dalla propria incoscienza, e per tale ragione non si hanno testimonianze dirette di 5 minuti di strenua, titanica, apocalittica lotta fra l'aracnomorfo e Alfantropos, sebbene alcuni spezzoni già diventati virali su YouTube siano stati catturati dagli occhi cibernetici di alcune videocamere di sorveglianza. Lo scontro è stato epico, un duello fra divinità, l'apoteosi di energie che si scontrano fra loro generando il caos, un caos dal quale per 5 minuti, lunghi come ere geologiche, l'intera Nürnberg è rimasta col fiato sospeso, fremendo ogni boato, a ogni scoppio, a ogni rumore, temendo che il beniamino degli nervi, la cui statua svetta gagliarda di fronte al palazzo di giustizia, avrebbe potuto uscire per la prima volta sconfitto. Poi il silenzio, e nel silenzio la trepidazione, e infine quello sfavillante angelo rosso che volava sopra di noi, vittorioso, fulgente più del sole, osannato dalle grida e dagli alleluia e dai pianti di coloro che... A quel punto, con il serio rischio di andare in overdose di frasi ampollose e idolatranti, accartocciai l'articolo di giornale e lo gettai nel cestino. La informe sfera di carta colpì il bordo e ruzzolò fuori, ma non mi presi il disturbo di raccoglierla. Ero distrutto. E quell'articolo, come già avevo messo in conto, era stato il definitivo tracollo del mio umore. Anche senza terminarlo, sapevo già come si sarebbe concluso. Ormai conoscevo a memoria lo stile di Tilda Flaxman, la penna più pagata della Nürnberg Gazette.
Sarebbe andata avanti per altri 10 o 15 centimetri a concatenare lodi sempre più auliche ed estatiche, per poi finire dicendo che il sindaco avrebbe organizzato una premiazione pubblica durante la quale centinaia di fedelissimi di Alfantropos avrebbero potuto vedere il loro salvatore ricevere l'ennesima targa o una medaglia al valore o un altro inutile monile che poi avrei dovuto sistemare fra tutti quelli che aveva già ricevuto e dimenticato. E poi la Flaxman ne avrebbe intervistato Alfantropos e poi la gente si sarebbe messa in coda per fotografarsi insieme a lui, parenti in lacrime di persone da lui salvate lo avrebbero abbracciato e le scolaresche gli avrebbero consegnato acquerelli delle sue imprese, i militari lo avrebbero salutato con pose marziali e in tutto ciò il mio nome non figurava neanche una volta in quell'articolo. Oltre le vetrate panoramiche della torre Alfa, la città vista dall'alto era una galassia di lampioni, di fari, di luci colorate statiche o semoventi. Pareva un oceano buio nel quale lampeggiavano bioluminescenze. Sapevo che in tutti i televisori le edizioni speciali del TG mandavano in loop le tremende immagini dello scontro di quel mattino. Ne avrebbero parlato per una settimana, forse per un mese intero. E io non sarei mai stato nominato, oppure sarei stato citato di sfuggita e il mio nome, borbottato a mezza voce, sarebbe stato storpiato. Già, perché parlare di Betatrix quando si poteva parlare di Alfantropos? Che senso aveva per la stampa e il pubblico lanciare una breve occhiata a una candela quando potevano farsi abbagliare dal sole? Continuai a fissare l'irregolare skyline di Neonburg, la somma delle sue luci che ne perimetrava i contorni spezzati in un alone soffuso. Pareva quasi bella, vista così da lontano, senza immergersi nel suo groviglio di viottoli e stradine che puzzavano di gas di scarico, di cibo precotto, di spazzature, piscio, strade dalle quali venivi costantemente osservato dagli occhi di Alfantropos, dipinti sui cartelloni, oppure dalle sue action figure che intasavano le vetrine dei negozi di giocattoli sulla Goldberg Avenue, o ancora dagli ologrammi traslucidi circondati dai giochi d'acqua della fontana di Maple Square. Chissà quante feste, proprio in quel momento, mentre il mio sguardo scivolava dall'alto sui grattacieli, si stavano svolgendo, frizzanti di alcol e di cocaina, in onore del grande eroe. Quanti uomini avrebbero voluto essere Alfantropos, indossare la sua divisa, sprigionare i suoi poteri anche solo per un giorno? Quante donne avrebbero voluto andare a letto con lui? Se solo avessero saputo ciò che io sapevo, ma era bene che non sapessero. Un dio si gusta molto di più se si ignorano i suoi retroscena, se la sua natura si mantiene distante da quella dei comuni mortali. Ciò che questa mattina i cittadini di Nürnberg avevano visto era stato uno spettacolo spaventoso e grandioso. Ciò che io avevo visto, invece, era un uomo terrorizzato che, malgrado tutti i suoi poteri, si gettava contro il mostro sull'orlo di una crisi di panico. Quel che la brava gente aveva sentito erano stati gli stridenti bramiti dell'aracnomorfo, le deflagrazioni dei raggi energetici espulsi dalle mani di Alfantropos, gli scoppi delle vetrine, gli sfrigoli elettrici, i crolli dei palazzi. Quel che io avevo udito era la voce imbevuta di paura di un uomo che mi assordava attraverso gli altoparlanti del trasmettitore, che mi insultava e mi urlava contro, chiedendomi qual è il suo punto debole, trovami quel cazzo di punto debole, trovamelo! E io, con il cuore stritolato tra trachea e pomo d'Adamo, ispezionavo le imprecise scansioni biometriche trasmesse dal suo visore, effettuando calcoli di massa, di pressione e temperatura, e intanto lo rassicuravo, e più tentavo, più lui urlava, la voce stridula come quella di un uomo al quale hanno succhiato via tutto il testosterone, folle di terrore, convinto che sarebbe morto, maciullato dalle mostruose, enormi fauci dell'insetto, ma poi c'ero riuscito, glielo avevo trovato quel dannato punto debole, e allora avevo strillato la seconda giuntura, quella alla base del cefalotorace, i gangli motori si trovano lì sotto, mira alla seconda giuntura! E poi
E poi tutto si era ridotto a un magnifico editoriale di Tilda Flaxman, nel quale Alphantropos scendeva dal cielo come una divinità, sfolgorante nella sua tecno-armatura in fibra di iridite, la scintillante prima lettera dell'alfabeto greco tracciata in oro sul vessillo cremisi del lungo mantello. La scelta del nome lo aveva messo in crisi perché inizialmente non riusciva a trovarne uno adatto e gli venivano in mente solo idee cretine che sembravano nomi di medicinali contro le coliche. Ero stato io a stilare un elenco di possibili appellativi, tutti con un loro significato. Me li bocciò quasi tutti. Mi aspettavo di più da uno che pretende di avere un quoziente intellettivo di 150. Mi apostrofavo ogni volta. Passai diverse notti insonni. Gli occhi che mi si irritavano nel leggere parole in greco, in latino, in aramaico, in egiziano, a mescolarle fra loro come un alchimista, assaggiarne il suono, a calibrarne la simbologia. Alla fine la sua scelta era caduta su Alphantropos. Gli era piaciuta l'idea di essere il primo fra tutti gli uomini. Gli rievocava nozioni documentaristiche sui maschi alfa. A quel punto divenne semplice plasmare il mio nome, avendo il suo. Cos'era? Alfa, senza beta. Ben poco. In tutti i sensi. Alfa sconfiggeva il mostro, ma era stato Beta a dirgli dove colpire. Alfa si beccava gli applausi, gli encomi, le strette di mano di presidenti e politici, le mutandine femminili mandate tramite Corriere Espresso. Ma era Beta a somministrargli il Volvox per placargli lo stress post-traumatico, oltre che a ripulire l'interno della tecnoarmatura dall'orina e dagli escrementi che il panico gli aveva fatto rilasciare durante il combattimento. Scommetto che questi particolari non sarebbero molto graditi ai lettori della Flaxman. La cerimonia per l'encomio di Alphantropos, fra l'intervento di varie personalità di rilievo della politica, della stampa e persino del mondo dello spettacolo, si protrasse per quasi 3 ore. Come sempre si svolse nella Golden Room, la sala conferenze del prestigioso Lane Hotel, sulle cui poltroncine di velluto arabescato, color grano maturo, avevo assistito a innumerevoli teatrini come quello. A volte, scintillante sotto gli strategici faretti, c'era Alphantropos, come in quel caso, azzimato come non mai nella sua divisa da cerimonia rossa e oro, pomposa ed eccessiva, tutta a mostrine e nappe, studiata appositamente per far risaltare ogni rilievo del suo fisico michelangiolesco. In altre occasioni il palco aveva ospitato l'imponente figura di altri supereroi. Anche quella sera ce n'erano parecchi, tutti agghindati in quel modo tanto elegante e ricercato da risultare carnevalesco. Ecco che Nimbus superava gli addetti della sicurezza, una visione alta e flessuosa, un corpo da divinità orientale pigiato in uno scandaloso abito di latex fucsia, con aperture strategiche per non lasciare nessuno sforzo all'immaginazione. La seguiva a ruota Claudi, la sua spalla. Dopo Nimbus arrivò Neptune Rex, che pareva l'incrocio fra il dio del mare e un motociclista che si è addormentato durante una seduta dal tatuatore. Al suo fianco, goffo come una foca fuori dal mare, gli trotterellava Otarius Boy, inciampando in quei suoi enormi piedi palmati. Li seguirono Green Tiger, un bestione nero avvolto in un abito di maculata pelle di felino, e Mighty Mermaid, eterea e cristallina, la cute ricoperta di scaglie che scintillava e riluceva di opalescenze madreperlacee. Entrarono uno dopo l'altro, scendendo da limousine e Cadillac lunghe come autobus, oppure da Ferrari, Lotus e Bentley, dalle carrozzerie sgargianti e lustre. I loro occhi tronfi e i loro sorrisi boriosi luccicavano alle mitraglie dei flash dell'esercito di paparazzi a malapena contenuto da robusti agenti della sicurezza. Selve di microfoni e smartphone venivano protese verso di loro da drappelli di esagitati giornalisti, emissari di emittenti di livello troppo basso per essersi aggiudicati un posto in platea o interviste esclusive. Come le celebrità si conoscevano tutti e si detestavano cordialmente. Ecco
eccoli lì, a depredare i vassoi di vol au vent, di gamberetti e flûte di non Pérignon, tutti lì a sorridersi, a comportarsi come amici di vecchia data, a scambiarsi battute e aneddoti. Non mi sfuggirono però le espressioni, quelle reali, a stento sepolte sotto quelle maschere di perbenismo e falsità. Notai come le super women si confrontavano vicendevolmente i seni e gli abiti, mentre i maschi pugnalavano con gli occhi quelli dal fisico più muscoloso. Un teatrino rivoltante, vero? La voce mi arrivò da un ragazzo vestito con un aderente uniforme blu e argento, una scintillante lettera L sopra il cuore e l'aria di chi ha appena dato un morso a una lumaca. «Ciao, Lighting!» replicai chiedendomi se anch'io, stretto nell'abito cremisi che indossavo, apparissi ridicolo e fuori posto quanto lui. Mi volsi a guardare un gruppetto di supereroi intenti a ridere e sbranare tartine. «Già, ogni volta è sempre peggio. Cosa diavolo indossa Wonder Wings? Un fenicottero?» E la muta del suo assistente. Lighting mi indicò un ragazzino che sembrava incrociato con un volatile, con tanto di soffici penne grigio e rosa al posto dei capelli. Le perde una volta all'anno e Wings ci si fa i mantelli. Grottesco! Commentai con vero disgusto. Era un po' come farsi un maglione con i capelli caduti di qualcuno. Il tuo boss ha fatto scena martedì scorso. Già. Hai dovuto pulirne molta? Di merda. Parecchia, si caga addosso un casino quello. Lighting annui con il fare di chi capisce benissimo la situazione. Stavamo presso le ultime file, quelle più lontane dal palco e scarsamente illuminate, che, per tradizione, venivano riservate alle spalle, agli aiutanti, ai comprimari dei supereroi. Noi, nella fattispecie. Notai che durante il nostro breve scambio diverse poltroncine si erano riempite. Esattamente come nel caso di Super, anche noi ci conoscevamo tutti, ma la rivalità malcelata che serpeggiava fra i nostri boss raramente si rifletteva sui loro collaboratori. Eravamo tutti piuttosto giovani, nessuno di noi superava i 20 anni e la maggioranza stazionava sotto i 17. Ragazzi prodigio, ci definiva la stampa, le rare volte che si ricordava della nostra esistenza. Io non ci vedevo proprio nulla di prodigioso in quello che siamo o facciamo. Con noi Dio si era proprio divertito alla grande al sadico gioco delle costruzioni. Personalmente non posso lamentarmi troppo. Sciacquare via merda dalle tute di Alfantropos non è un sollazzo, ma perlomeno il mio era l'aspetto di un ragazzo normale. Anche Lighting, a parte qualche sporadica scintilla elettrica che gli scoccava fra i capelli, verrebbe facilmente perso di vista in una folla. Ma che dire di Otarius Boy, con la sua cute grassa, grigia e molle, le gambe quasi del tutto fuse in una coda, e gli arti palmati, e di Rafflesius, il cui volto scarlatto era celato da un ventaglio di carnosi petali che lo rendevano simile al mostro di quella vecchia serie TV. Stranger Things. C'era Avis, la spalla di Wonder Wings, che sembrava uscito dall'uovo di una cicogna. C'era Flexus, il cui corpo gommoso e privo di scheletro era trattenuto da una tuta speciale. C'era Attagirl, il cui apparato boccale, formato da tenaglie, le aveva impedito di parlare come una ragazza normale. Problema che la telepatia delle sue antenne sopperiva. E questi erano solo alcuni, quelli di noi abbastanza umani da non vergognarsi troppo nel mostrarsi alle serate mondane come quella, alle quali in ogni caso e senza molto rimorso venivamo oscurati dalle nostre controparti, fighe e ben riuscite. Se i nostri capi erano supereroi, noi eravamo super handicappati. I nostri poteri non ci rendevano belli, non inducevano i cronisti ad azzuffarsi tra loro nel tentativo di strapparci un aforisma da inserire nell'edizione serale, non spingevano l'industria del giocattolo a creare bambole a nostra immagine e somiglianza. Le nostre peculiarità ci rendevano brutti, ci facevano crescere peli o squame, ci gonfiavano le teste o appiattivano le mani, oppure moltiplicavano i nostri occhi. Se fossimo nati in epoca vittoriana, avremmo trovato di che vivere nei freak show, scherniti e derisi dalla massa per pochi pence. Ma una nostra utilità l'avevamo comunque, pensavo mentre le luci si abbassavano
e il sindaco esordiva il discorso d'apertura. Noi, le spalle, i comprimari, eravamo i segretari dei supereroi. Non nel senso che annotavamo impegni sulle agende o organizzavamo meeting, sebbene anche quello rientrasse nei nostri compiti, ma in senso molto più letterale eravamo i custodi dei loro segreti. Conoscevamo le loro ombre, le identità sotto le maschere, le debolezze dietro i poteri. Eravamo noi a curarli dopo le battaglie, a sentirli urlare e piangere di notte, torturati dagli incubi delle 1000 volte in cui si erano trovati a un passo da una fine orribile. Non vedo Twister, bisbigliai a Lighting mentre l'applauso al discorso del sindaco si andava spegnendo. Nella semioscurità gli occhi del mio amico baluginavano come se in essi fosse conservata la luce di una folgore. Come non lo sai? Cosa devo sapere? Il suo boss ha avuto una crisi. Raggelai. Nel gergo dei supereroi, una crisi era una faccenda grave. Significava una sorta di perdita di controllo dei poteri. Con Alfantropos mi c'ero trovato coinvolto un paio di volte e non erano state esperienze piacevoli. Ogni volta ne ero uscito con ustioni di secondo, anche di terzo grado. Ma Twister sta bene, vero? Beta, Twister è morta. Un applauso si diffuse nella sala conferenza mentre io mi sentivo svenire. Twister, con i suoi capelli color magenta che formavano una torre sul suo capo, la sua espressione vivace e il suo sorriso radioso, malgrado la sventura di essere alle dipendenze di un figlio di puttana cosmico come Dark Eagle, il suo boss. La crisi è stata terribile. Stava dicendo Lighting, serio. Globi energetici che volavano ovunque. Mezzo palazzo andato in fumo. Ormai era da tempo che Dark Eagle ne soffriva. Perché non è andato in clinica? La clinica era un luogo dove i super si recavano quando le loro crisi si facevano più frequenti e potenti, ma era raro che qualcuno di loro mi si rintanasse. Se la notizia finiva a portata d'orecchio di un giornalista, potevi prendere la tua carriera e buttarla nel cesso. Dark Eagle andare in clinica? Quello è così gonfio di boria che a bucarlo con uno spillo esploderebbe. Twister durante la crisi ha cercato di fargli un'intracardiaca di Volvox, ma proprio mentre tentava, quello ha preso a emanare onde plasmatiche e lei, insomma, so che l'hanno riconosciuta dai denti, così. La sua voce si spense e io non chiesi altro, annichilito da quella morte assurda ed evitabile, una spada di Damocle che ognuno di noi aveva sulla testa. Nessun necrologio era uscito sui giornali per Twister, nessuna celebrazione, nessun discorso del sindaco, come attirato da una forza magnetica. Il mio sguardo si spostò in alto, verso le centinaia di piccole foto in bianco e nero incorniciate d'oro che facevano bella mostra sulla parete orientale. Tutti supereroi morti in servizio. Quella parete era nota come il muro del ricordo. Non esisteva niente di simile per quelli come me. Non fu l'unica celebrazione alla quale fui costretto a partecipare. Per quanto snobbati dalla stampa, dall'opinione pubblica e dai nostri stessi boss, i supereroi ci tengono molto alla nostra presenza durante gli avvenimenti pubblici. Credo sia una sorta di tradizione. In effetti, un super senza spalla non viene preso molto in considerazione e spesso fra loro si instaura una specie di competizione a chi ha l'assistente migliore. Ci mettono in mostra come fossimo cani di razza o i famigli di una strega. Pertanto dovetti accompagnare Alfantropos prima all'inaugurazione della nuova ala del Museo di Storia Naturale, nella quale fu esposto l'esoscheletro dell'aracnomorfo da lui eliminato, e in seguito a una serie di spot per il lancio di una nuova serie di cereali per la colazione. Ricevetti persino una piccola parte. La mia battuta era davvero eccezionale, ragazzi. Alfantropos mi accordò il permesso di recarmi al funerale di Twister, mentre un famoso olopittore registrava i suoi dati biometrici e la sua conformazione ossea per un oloritratto. Non fece una piega. Probabilmente non sapeva neanche di chi stessi parlando. Mi disse solo di tornare entro le 6, perché dovevo occuparmi della manutenzione delle tecnoarmature e risolvere un problema dell'impianto elettrico della Lamborghini. Twister era una dei pochi di noi ad avere i genitori. Solitamente noi siamo orfani,
Non appena chi ci ha messo al mondo intuisce ciò che siamo e in che modo stravolgeremmo la loro esistenza, la prima cosa che fa è lasciarci di fronte al portone di qualche chiesa. Quello non è che il primo di una serie di passaggi. Veniamo presi e abbandonati come se fossimo il testimone di una competizione atletica. Molti di noi, in seguito a crisi o complicazioni varie, muoiono prima dei 5 anni. Altri, a un certo punto, decidono di farla finita. Altri ancora, e non saprei dire se sono i più fortunati, vengono affidati alle cure di un supereroe e finiscono con il raschiare escrementi dalle tute di combattimento, fare endovene di farmaci speciali, occuparsi dei fornitori di armamenti, comunicare con la stampa, aggiornare i profili Facebook e crepare quando i poteri dei loro superiori prendono una sbandata. Molti credono che le spalle siano supereroi falliti. Sui social circola questo meme. Un assistente è solo un supereroe che non ci ha creduto abbastanza. Ridicolo. Non vorrei essere un supereroe neanche se l'alternativa fosse avere l'aspetto di Otarius Boy. La realtà è che se i super sono 100, le spalle sono 1000. I nostri poteri non sono più deboli o atrofizzati. Al contrario, sono molto più sviluppati, ma tale incremento li rende del tutto ingestibili. Tutti noi, io compreso, assumiamo un inibitore che riduce drasticamente il flusso delle nostre energie, smorzandolo fin quasi a sopprimerlo. Se non facessimo così, le conseguenze sarebbero disastrose. Io vengo classificato come un pirocinetico. La definizione non è proprio calzante, ma in mancanza di meglio userò questa. Senza l'inibitore, la centrale nucleare che ho al posto del sistema nervoso prenderebbe a sviluppare una quantità di energia tanto forte che nella detonazione mi porterei via una bella fetta di pianeta Terra. E non sono neanche quello più potente. In poche parole, ogni supereroe ha come galoppino la versione antropomorfa di una 50 di bombe atomiche. Fa dormire sonni tranquilli, vero? I genitori di Twister abitavano nel quartiere di New Seoul. Ben presto mi trovai a percorrere strade strette e buie, avvolto da calde nuvole che sapevano di cibo orientale e da voci che parlavano in coreano. Di fronte all'abitazione notai diversi di noi, inconfondibili fra la folla di parenti e amici della defunta. Ci scambiammo un cenno senza parlare, chiusi nel bozzolo gelido del dolore. La foto di Twister, che scoprì chiamarsi Haneul, era depositata fra corolle di giglio e magnolia. Non c'era la bara. Immaginai che della ragazza non fosse rimasto abbastanza da poter essere contenuto in un feretro. Eravamo tutti lì, di fronte a quella foto, storditi dal dolce profumo che si sollevava dai fiori e dalle stecche d'incenso. Lighting era immobile al mio fianco e microscopiche folgori gli scaturivano dagli angoli degli occhi. Piangeva. Anche Torcia piangeva. Dalle sue palpebre si levavano riccioli di fumo azzurrino, piccoli cristalli scarlatti scivolavano giù dagli occhi di Attagirl, mentre dai 3 bulbi oculari che si aprivano sulla faccia di Demonium guizzavano scintille. Restammo lì, a consumare il nostro dolore non convenzionale, piangendo ognuno le proprie strane lacrime. E nessuno dei presenti parve notarlo, come se non cogliessero la differenza fra il nostro pianto e il loro. Me la presi comoda durante il ritorno. Lui si sarebbe incazzato, ma non me ne fregava niente. Chi era lui senza di me? Cos'era capace di fare lui senza l'aiuto del sottoscritto? Le sole cose che riusciva a combinare da solo erano i selfie con la maglietta sollevata, a mostrare gli addominali, farsi i man bun con la sua folta chioma scandinava e postare su Twitter le foto dei nuovi tatuaggi. Ecco l'eroe che tutti acclamavano, che tutti ammiravano. Uno che 3 volte a settimana si svegliava urlando nel letto come un bambino. Uno che tirava avanti ad ansiolitici che avrebbero steso un grizzly, che doveva proteggere il proprio piccolo piedistallo di vanità e ipocrisia dai suoi simili,
che non aspettavano altro di vederlo cadere, come lui non vedeva l'ora che cadessero a loro volta. Mi avrebbe fatto pena se non fosse stato il gran bastardo insensibile che era, innamorato di se stesso, privo di empatia. Tutti loro erano così, o finivano col diventarlo. Non ho idea di come sia nata la cosa, ma so che era da diverso tempo che nella mente dei supereroi l'obiettivo di salvare vite e aiutare il prossimo era solo un'occupazione secondaria, eclissata dalla spasmodica fame di gloria, dalla sete di attenzioni, di celebrità. Si schieravano politicamente, intessevano trame sotterranee per distruggere i propri concorrenti, ricorrevano ai mezzi più biechi pur di essere la stella più ardente del firmamento, e noi li aiutavamo. Quante voci false avevo diffuso in tutti quegli anni, quante mendaci notizie avevo spammato sul web, celato da decine di falsi account. Molte erano finite sulle pagine della Nürnberg Gazette, con addirittura la firma di Tilda Flaxman in calce. Ero un sudicio, piccolo ingranaggio di un grosso, sudicio meccanismo, lubrificato dall'arrivismo e dall'ingordigia di apparire. Vorrei che fosse come nei fumetti, sapeste, che la vita fosse una netta opposizione di luce e di ombra, dove i malvagi ridono sguaiatamente, invasati dalla loro follia, e i supereroi hanno il cervello sintonizzato ottusamente sul bene. Vorrei camminare in un mondo di scienziati pazzi e paladini pronti a contrastarli con disinteresse. Mi piacerebbe vivere su un pianeta dove Robin vale tanto quanto Batman. A volte penso di smettere di assumere l'inibitore, lasciare andare quello che ho dentro, la bomba atomica, diventare una supernova e portarmi via lui, la sua torre e mezza Nürnberg. Me lo sogno di notte, immagino l'inferno in cui mi tramuterei e sarei fantastico, un essere di pura energia, senza coscienza, senza rimorso, senza dolore. Sarei proprio come Alfantropos. E questa è la sola cosa che mi impedisce di farlo. Estratto dalla Nürnberg Gazette, 15 giugno, prima pagina dell'edizione del mattino. Aracnomorfo all'attacco, colpita fabbrica di birra. Ad appena 3 mesi dal devastante evento della metropolitana, costato non solo in termini di vite umane, ma anche dal punto di vista economico, ieri notte si è verificato un altro fatto sconcertante. La Ragnarok Beer Factory, situata nel sobborgo commerciale di Sonex Village, è la protagonista di questo episodio terribile. Circa all'una, una violenta scossa ha smosso le fondamenta dell'edificio di 4 piani, mettendo in allarme la squadra del turno di notte. Pochi minuti più tardi, come ci riferisce l'operaio specializzato Ivan Kusakovic, dalle cantine è provenuta una detonazione seguita da versi che, citiamo alla lettera, sembravano prodotti dalla sega circolare del demonio. L'intervento di Alfantropos è stato ritardato a causa di un incendio che stava interessando Lansbury Street, del quale si stava occupando in quel momento. All'arrivo del nostro paladino, dell'aracnomorfo non c'era più traccia, ma i segni del suo passaggio erano evidenti e si traducevano in un cedimento dei basamenti della fabbrica, dichiarata inagibile, e la distruzione di alcune grosse cisterne. Voci non confermate, trapelate dall'ufficio catastrofi ultraumane, ventilerebbero l'agghiacciante ipotesi che l'aracnomorfo responsabile di quella che, se verificata, sarebbe una strage, possa vantare dimensioni persino maggiori di quelle del mostro che assalì la metropolitana 3 mesi fa. Estratto dalla Nürnberg Gazette, 21 giugno, prima pagina dell'edizione della sera. Terzo devastante attacco aracnomorfo. 297 capi di bestiame uccisi. Rapido e terribile, così è stato definito quanto accaduto durante questo pomeriggio alle fattorie Applebaum, situate a sud-ovest dell'area metropolitana di Nürnberg.
Le prime ricostruzioni dell'accaduto, basate sulle testimonianze scioccanti e sulle analisi in loco, fanno supporre che questa volta il disastro sia stato messo in atto da ben 3 mostruosità di enormi dimensioni, che si sarebbero aperte gigantesche gallerie scavando sotto le recinzioni circostanti il complesso delle fattorie. Estratto dalla Nürnberg Gazette, 27 giugno, prima pagina dell'edizione del mattino. Orrore e tragedia. Iron Gale rimasto ucciso nello scontro con un gruppo di aracnomorfi. Queste sono le cronache che un giornalista professionista non vorrebbe mai vedersi pubblicare in prima pagina. Eppure, chi ha una lunga carriera alle spalle, come la sottoscritta, sa bene che la vita è fatta di luci e di ombre. Ed è di ombre che parleremo oggi, con i cuori straziati di dolore e di sconforto. Mentre mi accingo a riportare i fatti spaventosi della notte scorsa, le mie dita tremano sulla tastiera. Approssimativamente alle 11:30, gli allarmi dell'industria alimentare Orpheus, specializzata in cereali, si sono messi a suonare. I sismografi della vicina stazione di rilevamento geologico hanno segnalato proprio a quell'ora una scossa tellurica di magnitudo 2,5. Questa volta sul luogo si è recato Iron Gale, amico e collega di Alphantropos. La piccola folla radunatasi nelle vicinanze della fabbrica e la squadra SWAT lo hanno visto solcare il cielo notturno, come sempre avvolto dai suoi scintillanti vapori boreali, e tuffarsi dentro una delle finestre panoramiche degli uffici dei piani superiori, mentre diversi metri più in basso il suolo era sconquassato e lacerato dall'incessante attività escavativa degli aracnomorfi. Circa 10 minuti più tardi, un terzo della struttura è collassato su se stesso, nascondendo la visuale con una soffocante nube di polvere. Da quel momento, le detonazioni provocate dalla battaglia fra Iron Gale e gli aracnomorfi, sappiamo che erano almeno 5, grazie alle analisi svolte dai biologi dell'Università di Nürnberg, si sono bruscamente interrotte. Sono seguiti istanti infiniti, ardenti di una tensione che ha corroso tutti i presenti. Da un momento all'altro i nostri cuori speravano di scorgere nell'aria opaca di polvere il multiforme e iridescente scintillio dei vapori emessi dal divino corpo di Iron Gale. Ma la pietra tombale delle nostre aspettative è arrivata sotto forma di un ragazzino barcollante, pallido, con la pelle maculata di azzurro e porpora. Si è sfilato l'auricolare dalla testa, l'ha lasciato cadere ai piedi e con la voce sottile e traumatizzata ha detto: «È morto, lo hanno mangiato». L'ho sentito urlare mentre lo mangiavano vivo. Dalla rivista Flash, 28 giugno, pagina 3. Recuperato il terrificante file audio registrato dall'auricolare high-tech dell'assistente di Iron Gale. Qui di seguito la scioccante trascrizione dell'ultima conversazione dell'eroe mentre veniva fatto a pezzi dalle mandibole degli aracnomorfi. Se ne sconsiglia la lettura a un pubblico impressionabile. Dal settimanale scientifico Theory, 1 luglio, pagina 4. Agghiaccianti le dichiarazioni del professor von Kreider al termine del vertice di ieri sera presso il Museo di Scienze Naturali. Il luminare afferma: questi non sono attacchi casuali. Gli aracnomorfi stanno mostrando un'organizzazione complessa e mirata. Comportamenti simili sono stati già registrati da una sottospecie più piccola in Nicaragua nel 1997 e antecedevano la nascita di centinaia di esemplari. Ma molti colleghi dissentono e ribattono frasi allarmistiche, buone solo a generare il panico. Von Kreider gioca a fare la Cassandra. Necrologio pubblicato il 3 luglio sulla testata indipendente Breaking Wall. Ci viene riferito della morte di Johnny Olsen, più conosciuto come Gale Guy, spalla del recentemente scomparso Iron Gale. Secondo le ultime ricostruzioni, il ragazzo prodigio avrebbe a lungo sofferto di stress post-traumatico a seguito dell'aver assistito, almeno con l'udito, alla tragica morte del compagno. Il 17enne si sarebbe tolto la vita fra la mezzanotte e le 2 di ieri iniettandosi una dose eccessiva di inibitore, il farmaco che assumeva. Approfondimento appendice 1. Il direttore della testata e i dipendenti tutti del giornale sono vicini al dolore di quanti conoscevano e amavano questo coraggioso ragazzo. Questo piccolo omaggio alla sua memoria viene pubblicato con la consapevolezza che nessun altro giornalista di nessun altro foglio di Nürnberg spenderà mai 2 righe per ricordarlo. Dal settimanale scientifico Theory, 11 luglio, pagina 2. Le analisi dei resti dell'aracnomorfo ucciso dal Alphantropos lasciano perplessi gli studiosi di megarachnidi.
Durante la conferenza stampa voluta dal rettore del museo, Henry Constantin, si è parlato di impressionanti modificazioni e inspessimenti del carapace, una mutazione acromegalica dell'apparato mandibolare e persino lo sviluppo di alcune ghiandole, fortunatamente ancora immature, che una volta complete potrebbero permettere agli esemplari di generare sostanze che, mescolandosi insieme, produrrebbero veri e propri getti di materia incandescente, corrosiva e altamente tossica. Durissima la reazione del sindaco a queste dichiarazioni. Questi studi avrebbero dovuto essere eseguiti molto prima. Nürnberg Gazette, 10 luglio, prima pagina. Aracnomorfi sprofondano magazzini di stoccaggio di prodotti surgelati. Erano almeno in 8. Nürnberg Gazette, 13 luglio, prima pagina. Nuovo lutto nel mondo dei super. Questa volta si tratta di Mighty Mermaid. Nürnberg Gazette, 15 luglio. Ormai è guerra. Centro commerciale assaltato dagli aracnomorfi. 122 morti e quasi 1000 feriti. Il sindaco dichiara lo stato di calamità. Il Valhalla. Sono cresciuto leggendo di questo luogo. Sui libri e sulle riviste è descritto in termini tanto mistici che si finisce con il dimenticare che è un posto reale, non una leggenda. Quello che sto vivendo negli ultimi giorni ha un che di onirico, come se mi trovassi in un sogno lucido. Per la prima volta provo un sentimento molto vicino alla felicità e all'orgoglio per essere la spalla di Alphantropos, e sono quasi certo che anche i miei colleghi nutrono simili emozioni. Il Valhalla era inattivo da qualcosa come 30 anni, forse 40. O meglio, inattivo per quanto riguardava il suo scopo principale, quello per cui i più brillanti cervelli dell'ingegneria spaziale lo avevano costruito e mandato orbitare intorno alla Terra. La stazione ultraatmosferica biostabilizzata, da quasi mezzo secolo, veniva usata per lo più per feste e avvenimenti molto esclusivi, ai quali solitamente le spalle non erano ammesse. Ma in origine essa fungeva da quartier generale, una sala comune entro la quale i superuomini si riunivano in tempi di pace o di crisi per discutere di missioni, di trattati, di strategie e attacchi. All'epoca era davvero una sala degli eroi, e gli eroi erano davvero tali. I loro poteri erano del tutto volti al bene comune, e noi spalle non eravamo ridotte a mascotte. Sto parlando di quasi 50 anni fa. Eppure sembra che sia trascorso un tempo molto più lungo, un'era geologica. Quante cose possono mutare in un così breve periodo. Ma forse le cose stanno cambiando nuovamente. So che non dovrei neanche pensarlo, eppure sento che tutta la distruzione provocata nelle ultime settimane dagli aracnomorfi potrebbe incredibilmente condurre a risultati positivi, ovvero far tornare i supereroi al loro fasto e al loro rigore morale di una volta. Già il fatto che si stavano riunendo alla stazione orbitante che galleggia sopra l'Africa meridionale per un motivo differente da una festa di compleanno era di per sé epocale, qualcosa che sarebbe stato tramandato sui libri di storia, e io lo stavo vivendo, ne facevo parte. Mentre lo shuttle ci proiettava oltre la stratosfera, mi sentivo galvanizzato. Persino Alphantropos non mi appariva più come il vanitoso stronzo di sempre. Forse questa emergenza gli farà capire che i suoi poteri non sono un dono per lui, ma per l'umanità intera, e che esistono cose più importanti al mondo delle dirette sui social mentre sollevi pesi da 3 quintali. E se arriverà a capirlo il mio boss, la cui materia grigia, raccolta tutta insieme, non colmerebbe un bicchierino da whisky, forse anche il super più intellettualmente dotato potrebbe comprenderlo. Si avvierebbe il cambiamento, quello vero. Una volta entrato nel Valhalla, mi resi conto che non era un sogno. Non avrei avuto abbastanza immaginazione per sognare qualcosa di anche vagamente simile al posto in cui mi trovavo a camminare da qualche giorno. Dagli oblò panoramici potevo vedere la tonda, liscia superficie della terra curvarsi dolcemente, contenendo oceani e continenti screziati di nuvole come dentro una titanica biglia.
il tutto decorato dalle stelle. Le espressioni che scorgevo sui visi delle altre spalle erano il riflesso della mia. Uno stupore totale che non si può descrivere. La stazione orbitante era stata studiata per ogni evenienza, tanto quelle primarie quanto quelle di minor rilievo. Poteva contenere qualcosa come 10.000 persone, anche se al momento la somma dei super, degli assistenti e dell'equipaggio sfiorava appena le 300 unità, pertanto lo spazio appariva infinito. Escludendo tutte le zone di controllo, di pilotaggio e amministrative, il Valhalla era formato da un concatenarsi di aree ristoro, saune, palestre, piscine, persino zone verdi. Tutto ciò che la mente, il cuore e l'anima possono bramare era contenuto in questo piccolo paradiso artificiale. Lighting un mattino venne da me. Sembrava avvinto da un'emozione che gli riempiva i capelli di scintille statiche. Devi venire con me, ora! Ho scoperto una cosa incredibile, pazzesca! Ci tenevano in considerazione, capisci? Non era come adesso, era diverso, tutto diverso! Che stai dicendo? Gli chiesi senza avere quasi capito una parola. Chi era diverso? Di cosa parli? La sua risposta fu quella di afferrarmi per un polso, trascinandomi via da uno dei giardini. Le porte a diaframma si aprirono e fummo dentro uno dei lisci, asettici corridoi che si intersecavano per chilometri negli anelli esterni della base. Si può sapere che ti prende? Indagai. Mi chiesi se la sua agitazione avesse a che fare con i recenti arrivi degli scienziati sul Valhalla, giunti da ogni paese del mondo per porre i loro studi sul sempre più pressante problema che insidiava Neolburg. Anche se non mi trovavo più sulla Terra, mi ero costantemente tenuto aggiornato sugli sviluppi. Mio malgrado, aggiungerei, poiché la situazione era talmente grave da farmi sentire in colpa, a fluttuare fuori dalla portata di tutta quella morte e devastazione. Ormai anche il luminare più ottimista e scettico non poteva che ammettere l'esistenza di un metodo nell'agire degli aracnomorfi. Per anni i supereroi avevano combattuto quei mostri, reputandoli degli esseri stupidi, nulla più che scarafaggi fuori scala. Ma adesso eravamo tutti posti di fronte a una agghiacciante realtà. Altri 3 super erano morti nel tentativo di contrastare le sempre più frequenti comparse di questi insetti giganti, le cui corazze sembravano refrattarie a ogni attacco e il cui getto di acido incandescente rappresentava un'arma che sapevano utilizzare con letale efficienza. Ero così invischiato in questi pensieri che non prestai attenzione al percorso che Lighting mi stava facendo fare. E quando mi trovai in un luogo ampio più di una cattedrale, intasato di ordinati scaffali metallici, restai per un attimo disorientato. Ma dove siamo, Light? Questo è l'archivio, Mi rispose, gli occhi che baluginavano nella penombra. Il suo tono si era fatto più basso, quasi ci trovassimo in chiesa. Qui c'è tutto, le origini dei supereroi, la loro storia. All'inizio dei tempi venivano considerati dei, ed è per questo che in Egitto veneravano Ra, Osiride, Anubi, e in Grecia c'erano Zeus, Ares, Afrodite, e poi ancora nel Medioevo venivano santificati, ritenuti toccati da Dio. Non è cambiato molto da allora, osservai con amaro sarcasmo. Non ti ho portato qui per questo, vieni, ti mostro. Lo seguì fra quei corridoi di scaffalature stipate di libri, alcuni così vecchi che sembravano prelevati da qualche antico monastero, altri nuovissimi. Lighting mi condusse a un ampio tavolo ingombro di schedari, volumi, raccoglitori di giornali. Guarda, Disse indicando il tutto. una volta anche noi eravamo considerati, e so che questo lo sai, ma non sai quanto. Guarda, leggi qui. Mi mise in mano un libro dal titolo Vita e prodezze di Atomics. Una biografia, Beta, una biografia su una spalla. Mi tremavano le mani, non riuscivo quasi a crederci. Ai nostri giorni una cosa simile sarebbe stata a dir poco inconcepibile. Tutte le biografie riguardavano solo la vita dei supereroi e in genere i biografi concedevano alle spalle meno di un capitolo, spesso riempendolo di dati approssimativi, se non persino del tutto errati. Nella biografia di Alfantropos io meritavo appena un paragrafo e qualche nota a piedi pagina. E non è l'unico. Ansimò Lighting eccitatissimo. Raccolse altri libri. Guarda, Serpe d'argento, la ragazza dietro l'eroina. E ancora, è un aereo, è un missile, no, è Galassio Maple. Ecco, guarda questo, la biografia di Ultra Spiral, scritta dal suo boss, da Photon Man.
Quasi non riuscivo a respirare. Era come se il mondo fosse impazzito. Spalancai quel libro che rappresentava una magnifica eresia e i miei occhi sconvolti lessero le prime righe. In cima alla lista di tutte le centinaia di persone alle quali devo rispetto, amicizia e gratitudine, fulge il nome di Ultra Spiral, il mio collega, l'unico in questo universo che vorrei al mio fianco. Non riuscii a leggere altro, perché svenni. Nei giorni seguenti trascorsi molto tempo nell'archivio, a volte con Lightning, a volte da solo. Adesso i guai della Terra mi apparivano distanti, come se fossero solo un incubo appena ricordabile. Ciò mi fa torto e lo riconosco, ma dovete capire, stavo vivendo un miracolo. Ero in ogni caso abbastanza presente da capire che le cose non stavano affatto procedendo verso una soluzione. E per intenderlo non serviva presenziare alle numerose riunioni che si svolgevano ogni ora del giorno e della notte. Mi era sufficiente lanciare un'occhiata ad Alphantropos. La situazione che lui e gli altri super stavano vivendo era del tutto nuova per loro. Primo, non era mai capitato che si trovassero di fronte a un nemico contro il quale erano impotenti, esattamente come lo era un qualunque essere umano. E la sensazione provocata da quella consapevolezza non doveva essere affatto piacevole. Secondo, nessuno di loro era avvezzo a lavorare in sinergia con gli altri, specie considerando che fra i super non c'era mai stata alcuna armonia, ma solo una tolleranza sottile e parecchio fragile. Fin dai primi giorni, Fiamma Nera e Vulture Woman si erano prese per i capelli, mentre una delle sale ricreative era stata quasi distrutta dal vivace lancio di raggi che Neptune Rex e Stellarius si erano scambiati insieme a reciproci pareri sulle rispettive madri. Che dire poi del mio caro boss? Ogni volta che tornava da una riunione aveva l'aria sempre più tesa. A causa dello stress gli stava affiorando un brutto sfogo che cercava di occultare intonacandosi il grugno di crema per la pelle, con fare disperato. Dovetti aumentargli la dose di Volvox, ben sapendo che quando era sotto pressione tendeva ad andare in crisi, e trovarmi ustionato come una braciola il 4 luglio era l'ultima cosa che desideravo. Con l'andare del tempo, la tensione continuò a gonfiarsi. Gli scienziati convocati sul Valhalla cercavano febbrilmente una soluzione alla catastrofe che stava flagellando Nürnberg. Gli attacchi aracnomorfi erano ormai all'ordine del giorno e un flusso di profughi si spostava costantemente dalle zone evacuate, riversandosi in altri quartieri che puntualmente venivano bersagliati da altri attacchi. E siccome la maggioranza dei super erano a bordo del satellite, mentre la rimanenza era del tutto impotente, non c'era nessuno a contrastare i mostri che emergevano dal sottosuolo. Tanto Alphantropos quanto i suoi colleghi stavano dando preoccupanti segnali di cedimento mentale. Fino a poche settimane prima, il mondo li vedeva come divinità e i loro poteri erano stati in grado di far fronte a qualunque catastrofe. Adesso, invece, non solo erano del tutto inutili, ma i media stavano erodendo la patina dorata con la quale li aveva inizialmente ricoperti. Gli editoriali erano sempre meno elogiativi e sempre più accusatori. Provavo un moto di pena per i super, le stesse persone che li avevano idolatrati, che avevano voluto farsi i selfie in loro compagnia e avevano regalato ai figli le loro action figure per Natale, adesso gli sputavano veleno addosso, chiamandoli codardi e fanfaroni. Tutte le volte che non ero obbligato a prendermi cura di Alphantropos, che ormai, come i suoi colleghi, era un passo da un vero esaurimento nervoso, mi recavo nell'archivio, l'unico posto a bordo del Valhalla dove potessi sentirmi bene, circondato dalle testimonianze di un glorioso passato perduto. Leggevo, consultavo riviste non più in circolazione, sfogliavo vecchi giornali e ispezionavo microfilm. Fu durante queste mie sempre più frequenti evasioni da una cupa realtà che mi imbattei in qualcosa di incommensurabile. Era già accaduto. Buon Dio, tutto ciò che stavamo vivendo era già successo. Ma perché nessuno lo ricordava? Perché nessuno si era preso la briga di scandagliare l'archivio prima di rivolgersi a un manipolo di scienziati in preda al panico? Mi bastò approfondire la lettura di quei documenti per rispondermi da solo.
Certo, era palese che queste carte fossero state sepolte in un archivio al di fuori dell'atmosfera terrestre. Era già un miracolo che non fossero state ficcate in una discarica spaziale e lanciate contro qualche stella, come da quasi 100 anni si faceva con la normale immondizia. Ma questo poteva risolvere tutto. Poteva salvare Nürnberg e mettere la parola fine alla piaga degli aracnomorfi. Il prezzo era altissimo, ma lo era anche la posta in gioco. Non potevo esitare un solo istante. Mi precipitai fuori dall'archivio, trovai Lightning e altri di noi, spiegai la situazione, diffusi la voce fra tutte le spalle lì presenti. Era il momento di una nuova riunione e a questa avremmo preso parte. Che stupido, che immenso, assoluto, illuso coglione. Come avevo potuto pensare, anche solo per un attimo, che avrebbero consentito? Proprio loro, quei maledetti bastardi, egoisti e senza cervello. Mi trovavo a bordo di uno shuttle che sfrecciava velocissimo, trafiggendo uno dopo l'altro gli strati dell'atmosfera. Non ero solo, con me c'erano Lightning, Otarius Boy, Multiface, Mirror Girl e decine di altre spalle. Licenziati! Ci credereste? Licenziati per aver voluto salvare la Terra. Licenziati per aver voluto fare la cosa giusta. Licenziati per aver scoperto dell'esistenza dell'etereo tuono. La documentazione ci era stata sottratta e non avevo dubbi che questa volta avrebbero provveduto a farne coriandoli da espellere nello spazio. Quei bastardi. E Alfanthropos era il più bastardo di tutti. Come avevo potuto provare pena per quel mollusco pieno di sé? Spero che lo stress gli provochi una crisi di dimensioni titaniche. Tutti noi eravamo giù di morale, tristi e depressi, senza alcuna prospettiva. Ufficialmente non eravamo in arresto, ma sapevamo che era solo questione di tempo. Non era per l'atto di insubordinazione, ma per via del fatto che conoscevamo ciò che era accaduto a Mosca nel 1899. Ogni marmocchio sa che in quell'anno nella capitale russa accadde qualcosa, ma il tutto era stato avvolto da strati di dicerie, voci ufficiose e spudorate bufale, tanto che la verità non la seppe mai nessuno. Una ventina di super si era riunita per affrontare un alieno giunto da una galassia inesplorata, apparentemente imbattibile, il cui agire stava devastando intere regioni. Il gruppo di super fondò quindi la Stella d'Inverno, una momentanea task force che si prefissava l'obiettivo di contrastare la creatura. Ma niente di tutto quel che ideavano aveva successo. Niente, eccetto l'etereo tuono, del quale i canali ufficiali non avevano mai parlato al mondo. I membri della Stella d'Inverno non erano eroicamente periti nello scontro decisivo, come si poteva leggere su qualunque libro di storia, ma avevano fatto ricorso a un formidabile tipo di energia fino ad allora sconosciuto, svelato dall'unione delle loro menti geniali. Dopo l'utilizzo di quell'energia, l'alieno era deceduto e gli appartenenti alla Stella d'Inverno, essendo spariti, erano stati anch'essi dati per morti. E in un certo qual senso lo erano. La loro esistenza da superuomini era terminata, ma avevano continuato le loro vite da persone comuni, perché l'etereo tuono li aveva prosciugati irreversibilmente di ogni potere. La documentazione che avevo scovato nell'archivio del Valhalla era stata redatta proprio da uno di loro, di nome Stark Blast. L'aveva stilata a tarda età, spiegando molto nel dettaglio il sistema grazie al quale lui e altri coraggiosi super avevano potuto convogliare le loro essenze vitali in tutt'uno, un fantasmagorico sole di energia pura, più potente dell'esplosione di una stella. Era ovvio che l'idea sarebbe stata rigettata, ma che ci eravamo messi in testa tutti noi. Credevamo seriamente che Alfanthropos, Neptune Rex, Nimbus, Vulture Woman e tutti quegli inutili egocentrici avrebbero rinunciato alla sola cosa che li rendeva diversi da un qualunque manovale, segretario o farmacista di Nürnberg. E adesso noi eravamo gli scomodi testimoni della loro sete di potere, del loro egoismo e della loro codardia.
Il loro più grande timore era di certo che qualcuno di noi spifferasse tutto a Tilda Flaxman e che la notizia finisse su tutte le edizioni della sera. Ma nessuno di noi ne aveva l'intenzione. A che scopo? Rovinare quel manipolo di prime donne? Che vantaggio ci avrebbe fornito? Light, mormorai al mio amico seduto accanto a me mentre lo shuttle si preparava ad atterrare. Dimmi. Sai che siamo nei guai, vero? Sì. Per colpa mia. No, questo non lo credo, e neanche gli altri. Sospirai. Light, stavo pensando a una cosa. Sì, lo immaginavo. Pensavo che loro, intendo i super, non faranno niente. Guarderanno gli arachnomorfi distruggere tutto dalle finestre del Valhalla. Sorseggiando martini, probabilmente. E se invece... Invece? Se per esempio, se noi facessimo... Sapevo che ci stavi pensando. Fece una lunga pausa. E sai come farlo? Ho fotocopiato i documenti prima della riunione. Ma abbiamo abbastanza poteri. No, non finché assumiamo l'inibitore. Ma se non lo prendiamo, lo sai cosa ci succede. Lo so, loro avrebbero semplicemente perso i poteri. Noi invece molto di più. Si allargò fra noi il silenzio, durante il quale facemmo vagare lo sguardo sugli altri attorno a noi, che si stringevano ai sedili per via delle turbolenze. Ci stai? Chiesi. Io sì, ma tutti gli altri? Glielo chiederemo una volta scesi, ma sento che ci staranno. Cosa ti rende così certo? Perché noi non siamo supereroi. Siamo qualcosa di meglio. E così è stato. Scrivo queste ultime righe nella consapevolezza che non vedrò l'alba di domani, così come non la vedranno i miei amici. Alla base spazio-portuale di Nürburg, intasati nella solita coda di passeggeri, Lightning e io abbiamo fatto un rapido passaparola. La priorità era quella di dileguarci al più presto e riunirci da qualche parte, in modo che i burocrati dell'ufficio catastrofi ultraumane non avessero tempo di arrestarci con qualche scusa. Scegliemmo la metropolitana, o meglio quanto ne restava. Questa zona della città sembra essere stata colpita da un violentissimo terremoto. Ci sono soltanto macerie e nessuna anima vive in giro, neppure gli sciacalli. Siamo qui da qualche giorno. Alcuni di noi, camuffati, si sono recati in zone abitate per raccogliere informazioni dai giornali. Nessun articolo parla di noi e per adesso non hanno ancora mandato i nostri ritratti in giro. Il sindaco ha preoccupazioni molto più gravi. Abbiamo però scoperto che laddove sorgeva la Banca Nazionale si è riscontrata un'insolita attività da parte degli arachnomorfi. Da una settimana si radunano lì, scavando e costruendo con le loro secrezioni. Sembra stiano edificando un nido. Era in corso un'accesa disputa fra gli alti papaveri del governo. Da un lato c'era chi avrebbe voluto risolvere la cosa all'americana, con una pioggia di razzi atomici. Altri, invece, avevano fatto notare che la natura enigmatica degli arachnomorfi, che già in altre occasioni avevano mostrato una sconcertante resistenza alle armi nucleari, renderebbe vano il tentativo. Non ci resta più molto tempo ormai. Da giorni nessuno di noi ha più preso l'inibitore e iniziamo a sentirci male. Sappiamo cosa fare, ma abbiamo paura di farlo. La prospettiva della morte per uno scopo così nobile ci ha uniti ancor più di quanto già non fossimo. Eccoci qua, tutti diversi, tutti strambi, tutti brutti, saldati insieme da una sola prospettiva. Domani colpiremo. Attendere oltre sarebbe stupido. Da diverso tempo ci siamo sintonizzati sulle frequenze vitali degli arachnomorfi. Era tutto spiegato nei documenti lasciati da Stark Blast ed è stato più semplice di quanto presagissimo, quasi che la fortuna volesse finalmente favorirci. Era essenziale. In tal modo, quando le nostre energie si svincoleranno e fonderanno, dando luogo all'eterotuono, la sua forza distruttiva colpirà solo quelle bestiacce, attraversando tutto il resto come un soffio d'aria calda, anche se agissimo in mezzo a una piazza piena di persone. Nessuno verrebbe ferito. Questo naturalmente non vale per noi. Il nostro potere, finalmente libero dalle pastoie chimiche dell'inibitore, ci consumerà in pochi istanti. Ma pazienza. La cosa quasi non mi spaventa più. Eppure gli altri mi sembrano in qualche modo felici. Finalmente abbiamo trovato uno scopo. Dimostreremo al mondo
che non si manda un supereroe a fare il lavoro di una spalla. E con questo, buonanotte a tutti. Editoriale di Reginald O'Connor, nuovo direttore della Nürnberg Gazette. La cerimonia per l'inaugurazione della Sala delle Stelle non avrebbe potuto svolgersi in modo più toccante e sentito. La pubblica amministrazione ha deciso di edificarla sulle ceneri del quartiere di New Seoul. Alcuni super erano presenti, ma molto pochi, e sono rimasti per lo più in disparte. Sinceramente, nessuno si aspettava o voleva il contrario da loro. Non hanno proferito parola e non hanno tenuto discorsi. Sono rimasti appena il tempo necessario prima di sgattaiolare nelle loro costose auto dei vetri Fiume. Ma non è di loro che mi preme parlare. Oggi è altrove che bisogna volgere lo sguardo, verso nuovi cieli e soprattutto nuove stelle, come quelle che ardono nella sala a loro dedicata. In rispettoso raccoglimento, il sindaco John Alson ha accompagnato i rappresentanti della stampa e dell'esercito nell'ala monumentale dedicata a quei 45 coraggiosi ragazzi che si sono sacrificati per le nostre vite il 10 settembre di 2 anni fa. Sono cambiate molte cose a Nürnberg e nel mondo da quella data, ma il ricordo resterà indelebile. Si dice che i giornalisti debbano avere lunga memoria, e io la possiedo, ma sono persuaso che anche facendo a meno di questa mia abilità, ricorderei in ogni caso quel che vidi per tutta la vita. Ero solo un semplice cronista della sezione di economia e commercio all'epoca, anzi neanche più quello, dato che la sede della Nürnberg Gazette era crollata su se stessa come un castello di carte fino alle fondamenta. Fu in quel crollo che trovarono la morte il direttore Patrick Nolan e naturalmente Tilda Flaxman, la quale, stando a una macabra diceria obituariale, fu trovata con la sua stilografica d'argento ancora stretta fra le dita. La notte fatidica ero uno sfollato fra gli sfollati, un bozzolo di paura e confusione. Il condominio dove abitavo era stato dichiarato inagibile. Mi trovavo insieme a centinaia di altre persone nelle mie condizioni, disperato, senza sapere cosa mi avrebbe riservato il futuro, ammesso che un futuro ancora esistesse. E poi lo vidi. Tutti lo vedemmo. Quel bagliore che illuminò la notte, che scacciò le tenebre per sostituirle con la luce più buona, fresca e magnifica che si possa concepire nell'umana immaginazione. Una silente onda d'urto che si allargava fino a inglobare tutto, spargendosi in ogni direzione, attraversando con moto garbato le macerie dei palazzi e le provvisorie tendopoli erette dall'esercito. Quella luce era come l'aurora polare, un rimescolamento di tutti i colori, di ogni sfumatura nota e ignota all'occhio umano. E se il coraggio, l'altruismo e la lealtà hanno una tinta, bene, quella luce la conteneva. Allora non potevamo saperlo, ma quella fosforescenza era il manifestarsi del sacrificio di Beatrix e dei suoi compagni. Se siamo vivi, se Nürnberg è viva, lo dobbiamo solo a loro. Mi riempie di disgusto sapere che se il diario di Beatrix non fosse stato scoperto da un muratore durante la restaurazione della città, il merito di tutto ciò sarebbe stato attribuito ai super, che inizialmente si erano appropriati di quella gloria, prima che il diario li sbugiardasse. L'amministrazione della città voleva encomiare i salvatori, quelli veri, dedicando loro strade, edifici, statue e fontane. Mi sono apertamente opposto a questa pacchianata, con la presunzione di sapere che nessuno di quei 45 martiri avrebbe voluto qualcosa del genere. Non andavano in cerca di fama, di gloria o di effigi. Volevano solo essere ricordati, essere apprezzati, amati. La Sala delle Stelle svolge al meglio questo compito dolce e amaro. Al suo interno sono custodite le foto di coloro che hanno dato la loro vita per la nostra. Personalmente, mentre guardavo quei volti, tanto differenti dai nostri, mi sono sentito più affine a loro di quanto mi sia mai capitato con i vari supereroi di cui scriveva la Nürnberg Gazette un tempo. Da che mondo è mondo, l'umanità ha sempre guardato le stelle per chiedere aiuto e ringraziarle quando questo aiuto arrivava. Oggi abbiamo un motivo in più.
per farlo.